Buongiorno Italia. Niente, ho bisogno, no voglia, di isolarmi, ok? E allora sono venuto qua a Segusino perché a Valdobbiadene mi raccontano che è diventata a pagamento, hai capito? Quindi niente più scorribande con gli amici, a meno che non ritroviamo un altro parcheggio dove stare tranquilli con i camper. CP, tu il giro lo hai fatto, gioia mia bella. Però 2 tiri con pallina secondo me ci sta. Vedi, questi tu hanno detto che hanno preso il camper per colpa mia. Bisogna che faccia un discorso un attimo con sti concessionari per percentuali. È bellissima Segusino, chissà quando la rimetteranno a pagamento anche questa, così non verremo più neanche qua come a Valdobbiadene. Dica CP, quel poco del turismo lo mandiamo via anche così. Sindaco di Valdobbiadene. E sì che, aspetta, guarda a spiegare che altra volta, sul video che altra volta, che i camperisti portano il PIL soprattutto a Valdobbiadene. Sindaco, te l'ho detto, siamo una manica di alcolizzati, traduzione, sindaco, gliel'ho già detto, siamo una manica di alcolizzati, quindi se noi veniamo a Valdobbiadene vi ciucciamo le cantine. Però digli CP, se ci mettono l'area camper a pagamento ci smotivano. Come dici? Demotivano? No, ci smotivano. E ci ha trovato Lucerto là? Ah! Hai trovato Uccio adesso è entrato il CP in modalità CP. Sì, si è attivato il CP. Questi CP. Che CP bauco. Vedi l'altro CP che avevo, il mio primo CP Fate, quando doveva cacciare lucertole e varie, schiacciava come fanno anche certi predatori l'erba alta con tutte e 4 le zampe contemporaneamente, in modo tale da far uscire la preda. Guarda che bacchetto! È un bacchetto o è un pierone? A me sembra un pierone. Ah, per me è un pierone. Hai trovato la strada? Che bravo sto CP, bravo! Vieni qui. Senti osservata? Dimmi. Cosa? No, le pappe le abbiamo mangiate, non è mica ora di cena. È ora di cena? No, non è ancora ora di cena. Comunque guarda ragazzi, se il CP doveva volere addirittura il mio kiwi. Lei è stata lì a mangiare il mio kiwi. Ah, Amy, digli che abbiamo giocato con pallina, abbiamo fatto tante passeggiate, no? Che dopo pensano magari ti tengono qua legata. Racconta! Dell'altro sotto. Adesso direi fuori. Ho trovato tipo una decina di camper che seguono le puntine. Mi correggo, 11 camper di tu, più Ezio che sta arrivando che fa 12. Dodon, dodon, dodon. Ciao Italia, non chiedermi perché ti sto facendo video. Niente, io ero andato a erimitare all'area camper di Segusino, ma erano saltate le celle della Vodafone, non prendeva più Vodafone, io devo lavorare. Sono qui per la prima volta nel parcheggio dell'Isola dei Morti, mi sembra un posto veramente... Senti,
estremamente tranquillo, siamo completamente in mezzo ai campi, occhio come hai letto c'è il cartello attenzione a non lasciare oggetti in macchina, quindi probabilmente significa anche che qua rubacchiano, e andiamo a vedere un attimo cosa c'è fuori casa. Say the world you've built. Say the world you've built. Say the sea you've drowned in. Say the world you've built. Tout en parlant de toi, c'est que m'a dit qu'on devrait moins se voir. Je t'écris la vie qu'on rêvait loin de loin. Je m'en fous de ta Scarlett, je m'en fous, je rêve pas de cette vie. Pas de réponse à cette bitch, je m'en fous de la voir cette nuit. Dis-moi si t'es pas sûr de toi, babe. Dis-moi si t'es pas sûr de moi, babe. Ici le cœur est pas là. Ok ragazzo, il parco è immenso, è veramente molto interessante, pieno di cose troppo interessanti, quindi mi sembra uno spreco, no? Un sacrilegio farlo tutto così in fretta e furia, quindi rimandiamo alla prossima volta, ci torniamo con la troupe, tu direi fretta perché devo lavorare purtroppo, quindi sì, torno in camper e vado al lavoro. Vero Gioia? Andiamo a fare una pipì. Andiamo? Oh, la giornata si fa molto interessante. Nuvolo e The Sound of Osei. Certo che è un posto veramente imbucato, però è sempre strapieno di macchine perché tutta la gente del posto viene a farsi la passeggiatina o si passa la pausa pranzo qui nel parcheggio che è molto tranquillo, oppure trovi anche qualche tipo singano, no? Estraneo che viene qua a visitare con la macchina fotografica, hai capito? Anche solo per il discorso delle orchidee, no? Che è molto, molto piacevole e interessante. Volevo tirare giù la Shingano Bike, ma ci sono proprio queste nuvole da pioggia che si muovono anche abbastanza velocemente e le vedi che hanno voglia di piovere, quindi niente, ci riserviamo la puntina con Alessia o con gli altri. J'étais loin de croire que les étoiles et le noir me feraient changer d'avis. Memo, a parte che l'inverter fa un casino della Madonna, ma quando edito i video con il Mac mi consuma un 40% in più. Sì, ma ti faccio fuori anche le batterie a litio perché adesso siamo al 53%, no? Tieni conto che fuori piove, tu stai lì a lavorare o a far video con il computer. D'altronde è ovvio, perché se tu stai a lavorare cosa significa? Che sei stanziale, quindi fermo, quindi non carichi con l'alternatore, se c'è brutto non carichi con i pannelli e per carità ho il generatore, ma fino a quando non sistemiamo un attimo la conversione dell'impianto di Pullmin il generatore mi carica a 20 A. Vedi, c'è tantissima gente, ho visto in questi giorni, non che sia una cosa negativa, anzi è una cosa assolutamente bella e positiva, quindi attenzione quando parlo, arrivano qua, no, in macchina e stanno anche un'ora, 2 ore seduti in macchina fermi nel parcheggio e dopo vanno via, no? Ma non sono le copiette che fanno i funfattamenti, no, è proprio la gente viene qua, si rilassa un po', pitocca col telefono e dopo va via. È un bel contesto,
Ah, e in merito ai cartelli dei furti, praticamente era passato uno in macchina, adesso non dico la nazionalità, sennò pare di essere razzisti, e ha rallentato, poi ha visto che c'ero dentro io, ok, e allora è preso e è andato via, ok? Quindi effettivamente ho fatto bene purtroppo a starmene dentro in camper, perché effettivamente è un parcheggio isolato e loro vedono se arriva gente in lontananza, fanno tempo 1000 volte a scappare, hai capito? E quindi agiscono indisturbati. Pertanto ci terrei moltissimo a tornarci con gli amici e a puntinare, non dico come si deve, per carità di Dio, se no non mi chiamerei Singano, questo parco della memoria è veramente fantastico. Sì, sì, continuano le ronde dei strani personaggi che passano, ti girano attorno al camper e guardano dentro, e no, per essere razzisti non sono italiani. Io emigro da qua. Mi fai vedere la pallina al tuo amico? Quanto ha? 12 anni. Si vede, vedo che sembra cucciola. È vero. Ma è un po' bianca. Eccolo! You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e del mondo. Vai Figari!